Io sono Nunzio Valentino, sono nato a Taormina e da tantissimi anni ho lavorato negli alberghi, ristoranti, nelle zone di Taormina e Giardini Naxos. Tantissimi anni sono rimasto anche a fare esperienza in Inghilterra. Poi un giorno mi sono deciso, già avevo in mente, avevo le idee chiare di recuperare un borgo antichissimo, spopolato e trasformarlo in albergo. Infatti dal 2004 sono arrivato qui a Castiglione di Sicilia, dove ho iniziato ad acquistare un immobile facendo un bed and breakfast. Poi dopo tantissimi anni, man mano ho recuperato anche gli altri alloggi che c'erano accanto al bed and breakfast. Erano vecchie stalle, vecchie cantine, trasformarle tutte in camera. E così è nato l'idea di fare un turismo, una ospitalità diffusa, chiamato albergo diffuso. Infatti questa legge è stata resa possibile nel 2015. Già io ero molto prima, ero iniziato con il progetto dell'albergo diffuso, ma ancora la legge non c'era. Ecco, la mia idea era questo il borgo trasformarlo, le stanze che erano vecchie stalle, vecchie cantine, trasformarlo in albergo. È stato davvero un progetto valido, anche perché a Castiglione di Sicilia siamo in un paese dove è molto apprezzato dai turisti come location. C'è il castello, eh, le quelle dell'Alcantara sono vicino, Lettera Nord è vicinissimo, ci sono i punti di interesse maggiori, in senso che è prenotabile online, quindi siamo in ottima location. Come dicevo io, l'albergo diffuso è un albergo orizzontale. Ho diverse unità abitative. Già siamo arrivati a 21 unità abitative tra camere, reception, la bottega del vino, l'osteria, sala colazione, terrazze. Quindi immaginate voi un quartiere che prima ci abitavano 50 famiglie e adesso l'abbiamo trasformato in albergo diffuso proprio a Castiglione di Sicilia nel quartiere ebraico. La mia idea era anche quello di coinvolgere tutte le attività del paese, coinvolgere i ristoratori. Infatti chi viene qui a pernottare, vanno a scegliere i ristoranti che sono del posto. Così effettivamente si crea economia. Le viuzze che ci sono qui sparsi al paese di Castiglione per me sono i corridoi dell'albergo, la piazzetta del paese per me è come la hall del paese, e così si svolge l'albergo diffuso. Penso che ancora mancano dei servizi, sto puntando tutto anche per realizzare uno spa, come servizio, uno spa, infatti acquistando ancora altri immobili, e poi altri tipi di servizi tipo dei negozietti, insomma, proprio il fare rivivere questo quartiere dove sono io qui, il quartiere di Santa Caterina di Castiglione Sicilia, farlo rivivere e trasformarlo un vero villaggio turistico. Intanto quello che mi fa stare bene è che i turisti quando vengono di tutta l'Europa, anche dall'America, vengono e apprezzano questo turismo perché è un tipo di turismo relazionale, tipo di turismo religioso, tipo di turismo eco-gastronomico. Relazionale perché? Relazionale perché io vedo i turisti che parlano con i residenti magari se li portano a casa, gli offrono la crostata, un tipo di turismo particolare, alternativo dal mare. Poi organizziamo noi anche le tipo di escursioni, organizziamo il trekking urbano, qui vicino accanto abbiamo i lavatoi medievali. È vero, l'albergo diffuso a Castiglione Sicilia funziona bene perché il borgo è bellissimo, è integro. Abbiamo diverse attività. Come ben dicevo, l'albergo diffuso l'ho realizzato perché io sono del mestiere, da tanti anni che lavoro con il turismo, tanti anni, come ho detto, lavoravo negli alberghi, ristorante, quindi bene o male già questa è la mia professione, l'ho portata avanti.
Però questa è anche una battaglia civile, perché? Perché si possono recuperare quartieri sani, oppure si possono recuperare case che sono sfitte, come tanti altri paesini, e si possono realizzare case vacanze, bisogna crederci per avere un ritorno economico. Mm, Ovviamente lasciarlo con lo stile antico di 70 anni, 80 anni fa, senza cambiare nulla, recuperare l'esistente, anche perché un albergo diffuso come questo di Castiglione Sicilia deve vivere l'esperienza, l'esperienza deve essere autentica, originale, non c'è di bisogno il lusso, però deve vivere l'esperienza originale, questo è il mio obiettivo, anche perché un turista che viene qui piace questo sistema e te lo fa capire, te lo scrive, ti mette le recensioni, è quello che si deve portare avanti. L'altro obiettivo è il coinvolgimento delle attività, dei ristoratori, dei bar, pasticcerie che qui a Castiglione sono quasi, ti posso dire, nelle cucine cucinano le mamme, le pasticcerie ancora fanno qui tutto artigianale, e davvero viene fuori il meglio. La mia battaglia è anche per i giovani devono crederci a questo tipo di turismo, non devono dire qui non si può fare niente, perché qui non viene nessuno, no, basta vedere qui che vengono tanti turisti, come l'ho fatto io, lo possono realizzare anche i giovani che sono magari proprietari di immobili e li lasciano abbandonati. Ovviamente ci vuole una spesa economica, però penso che come ce l'ho fatta io ce la possono fare anche i giovani.